sono completamente fatti a mano in legno dai maestri d'ascia dei cantieri navali qui di Venezia, un'eccellenza del territorio, fanno parte del parco motoscafi di Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Perché vi parliamo da Venezia? Perché il 22 ottobre si terrà un voto importante che forse servirà anche a preservare l'eccellenza di cui vi ho parlato. Seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Io naturalmente voterò sì, ma è un sì perché questa prima grande esperienza di indipendenza del popolo veneto, nel senso di potersi determinare nelle proprie scelte future con un referendum popolare, è importantissima. Quindi è un sì per il quesito che dice: veneti, volete una maggiore autonomia? È un sì perché poi porterà tanti altri sì. C'è un cambiamento di questa regione che cerca di aprirsi e di poter disporre di maggiori responsabilità, non tanto, come dice qualcuno, per isolarsi, per rendersi indipendenti, allontanarsi dal resto dell'Italia e dell'Europa. Anzi, con questi strumenti, con una maggiore autonomia, il Veneto diventerà parte integrante dell'Europa e riuscirà a portare un grande contributo anche finanziario, oltre che sociale e storico, a tutto il Paese. I veneti andranno a votare? La legge regionale per cui si andrà a votare il 22 ottobre prevede che ci sia un quorum, cioè che debbano andare a votare almeno la metà più uno perché il responso sia adatto. Io penso che i veneti andranno a votare in massa, perché è un'occasione unica. Se pensiamo e facciamo questo paragone al 22 ottobre di 151 anni fa, quando c'era stato il referendum farsa per il plebiscito per l'annessione all'Italia, quella data forse non è casuale, è una data importante per dire: là sono state fatte chissà come delle scelte, oggi le facciamo come popolo consapevole. Quindi i veneti andranno a votare. E dopo? Dopo inizia un percorso di trattativa per aumentare le competenze regionali secondo quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione italiana. I critici dicono: ma allora il referendum non serviva? No, perché se si va e se diamo al Presidente Zaia un forte responso popolare col quale andare non a chiedere ma a pretendere delle maggiori autonomie su campi fondamentali, allora il valore della sua azione sarà molto forte. Succederà quindi che Zaia avrà in mano il potere per pretendere portare a buon fine. Ci sono altre strade, qualche regione l'ha adottata, quella di andare a chiedere. L'Emilia-Romagna ha adottato questa regione. Vuol dire che il problema c'è delle regioni efficienti, il problema è di voler maggiore autonomia per essere ancora più in grado di dare servizi ai nostri cittadini. Strade diverse, bene, amo tutte le strade, ma se noi vogliamo davvero contare, dobbiamo contarci e quindi consentire a Zaia di andare a Roma con un patrimonio di voti molto forte. Io non andrò a votare, non vado a votare non perché sia contrario alla domanda così semplice: vuoi tu più autonomia? Io voglio più autonomia per il Veneto, ma non vado a votare ad una specie di imbroglio in cui Zaia fa credere che votando i cittadini per il sì la regione diventerebbe una specie di regione a statuto speciale come il Trentino e sarebbe possibile trattenere quasi tutti i soldi del Veneto qui da noi. Questo è un imbroglio perché si dimostra dal fatto che la legge regionale approvata dal Consiglio che indiceva il referendum prevedeva anche questi due quesiti. Vuoi tu tenerti più soldi sostanzialmente e vuoi essere una regione a statuto speciale? La Corte Costituzionale ha bocciato questa parte della legge perché è contraria alla Costituzione.
A me non piace imbrogliare i cittadini, la strada è un'altra. C'è la Costituzione che ci dice che la Regione può trattare con lo Stato una maggiore ampiezza di autonomia in materie molto importanti, come l'istruzione, come l'ambiente, come la cultura, come la giustizia. Mi domando perché la Regione Veneta, a differenza di altre regioni, non ha neppure iniziato questa trattativa. La legge regionale è di 3 anni fa. Noi avremmo potuto impiegare questi 3 anni per fare questa trattativa, per chiuderla e semmai alla fine di questo processo chiedere ai veneti: vi sta bene questo accordo? Allora sì che si fa una cosa utile per il Veneto e per il Paese, ma questo è solo un grande spot elettorale pagato però da tutti i cittadini. I veneti andranno a votare? Penso che questo lo decideranno i veneti. È chiaro che chi andrà a votare probabilmente in gran parte sarà per il sì, però voglio lanciare questo appello: leggete bene il quesito, comprendete bene che dietro questo volete voi più autonomia non ci stanno le cose promesse da Zaia e quindi rischia di essere un referendum inutile, costoso, esclusivamente a sostegno della propaganda politica di una parte che non porterebbe nulla di concreto al Veneto. E dopo? E dopo c'è il lavoro da fare e ci sarebbe il lavoro che andava fatto prima, perché questo articolo della legge costituzionale è in vigore da più di 10 anni, quindi fin da subito la Regione Veneto, regione che ha una forte tradizione autonomista, avrebbe dovuto intavolare questa trattativa con il governo. Il governo si è dichiarato disponibile, vuol dire poter gestire materie, come dicevo, molto importanti per la vita dei cittadini. Pensiamo al tema dell'istruzione, quanto importante sia per lo sviluppo anche economico, la cultura, l'ambiente, la parte organizzativa della giustizia, tutti temi su cui come dire, una maggiore vicinanza ai cittadini sarebbe molto utile. E questo vuol dire anche poter, avendo maggiori competenze dello Stato, trattenere anche i finanziamenti necessari allo svolgimento di queste competenze. Questa è una strada molto concreta, molto utile. Noi abbiamo perso più di 3 anni dalla legge regionale che indiceva il referendum fino ad oggi. Rischiamo di ottenere dai veneti una risposta scontata e naturalmente si aprirebbe semmai una trattativa con lo Stato alla fine della legislatura con un governo che sarà già alle soglie, diciamo, del rinnovo elettorale. Invece la regione Emilia-Romagna, senza tanto parlare di referendum, ha già attivato una trattativa con il governo, è a buon punto e probabilmente la regione Emilia porterà a casa i risultati che il Veneto non ha.